Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Nessun aiuto dal governo per il deficit della sanità calabrese. Per ripianare i debiti la regione deve fare da sola e la strada indicata è il possibile aumento dell'addizionale regionale IRPEF e IRAP. Il governo, anche per le altre regioni in rosso, ha deciso la linea dura non concedendo, come era stato richiesto, i fondi FAS per tappare il deficit. Rammarico alla fine della riunione romana per il neogovernatore Giuseppe Scopelliti. I lavoratori della Datel di Crotone davanti alla prefettura per un sit-in di protesta promosso dalle associazioni sindacali a sostegno dei circa 180 lavoratori con commessa H3G dell'Abramo Customer Care che dovrebbero trasferirsi nel sito aziendale di Montalto Ufugo nel Cosentino. Invocando l'aiuto delle istituzioni, i sindacati chiedono un incontro con il prefetto Panico per poter esporre la propria situazione. Tra i fermati dell'operazione Terra Bruciata dei carabinieri della compagnia di Rossano, 2 imprenditori della zona, Antonio e Massimiliano Mollo, padre e figlio. I 2, insieme ad altri 4, tentavano di accaparrarsi a pezzamenti di terreno minacciandone i proprietari per indurli a lasciare le loro proprietà. Le persone arrestate sono accusate a vario titolo di estorsione, tentata estorsione e lesioni aggravate. Un no unanime alla discarica di amianto di Santa Marina di Scandale è arrivato ieri dal Consiglio Provinciale di Crotone. Vi hanno preso parte anche l'assessore regionale all'ambiente Pugliano, il consigliere regionale Dattolo, il sindaco della città Vallone e il vice sindaco di Scandale Coriale. Nella sua prima parte il Consiglio ha surrogato Alessandro Carbone, entrato in giunta con Alfonso Donato Proietto e ha preso atto della costituzione del gruppo dei Democratici. Ignoti si sono introdotti nel cimitero di Maropati, nel Regino, ed hanno danneggiato alcune tombe. Tra le ipotesi, la peggiore prende in considerazione i riti satanici, ma si potrebbe trattare anche di atti vandalici commessi da persone incivili. I danneggiamenti riguardano le effigi di 4 defunti. Nel cimitero sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che stanno conducendo le indagini. Il prefetto di Catanzaro, Giuseppina Di Rosa, ha presieduto ieri una cerimonia per onorare le vittime del terrorismo. Nel corso dell'iniziativa sono state consegnate le medaglie d'oro concesse dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno a 2 cittadini della provincia di Catanzaro: Andrea Campagna di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, agente della Polizia di Stato deceduto a Milano per un attentato terroristico, e Massimiliano Salsano di Settingiano, vigile del fuoco in servizio a Vibo Valentia. Sarà celebrato domani in tutta la Calabria il 158° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. In particolare a Reggio la festa si svolgerà in Piazza Duomo alla presenza del sottosegretario all'Interno Francesco Nitto Palma. Nella conferenza stampa di presentazione il questore Carmelo Casabona ha definito l'evento l'occasione per rendere ancora più saldo il dialogo con la città. Ricordando i momenti più critici come i fatti di Rosarno, il questore ha esteso agli extracomunitari l'invito a partecipare. L'assessorato alla cultura della provincia di Cosenza ha organizzato ieri pomeriggio nel Salone degli Specchi la presentazione del libro Sognatore di algoritmi di Giulia Fresca, un romanzo ricco di emozioni ambientato nel nostro attuale mondo mediatico che è stato scelto da Rai Fiction per diventare una miniserie in 2 puntate. L'autrice, soddisfatta ed entusiasta, ha dichiarato: "Stiamo già lavorando alla sceneggiatura". Sono stati presentati ieri a Catanzaro i giochi sportivo-studenteschi che si svolgeranno nell'ambito della settimana regionale dello sport a Crotone dal 24 al 29 maggio. L'iniziativa prevede una cerimonia d'apertura, una di chiusura e 4 giornate di gara in stile olimpico. La manifestazione promossa dal CONI e dall'ufficio scolastico regionale prevede la partecipazione di 1000 giovani atleti che si cimenteranno in 5 discipline sportive.